Venezia prende dal territorio italiano il mondo dei comuni, ma allo stesso tempo prende dal territorio dell'impero bizantino, cioè quella che adesso è chiamata Istanbul, che tuttora lo ricordo sempre, ho un amico che non riconosce la dominazione ottomana e continua a chiamarla Costantinopoli, ovviamente un bizantinista, e ha una figlia a cui adesso gli dice: cosa diciamo ai turchi che vogliono Costantinopoli? E la bambina di 1 anno e mezzo dice no! È bellissima questa cosa. E cosa succede? Che però da Costantinopoli Venezia impara una forma di solidità del governo. Impara una forma di solidità del governo che, mi spiace dirlo, tutti gli altri stati italiani non hanno. Genova, che anche loro si può dire che avevano il doge, dura il tempo di aver paura di Venezia, perché poi scappa subito sotto le ali di Milano per proteggersi e perde la sua indipendenza, e la perderà poi sotto altri, sotto i francesi, ma forse anche sotto qualcun altro. Tutti gli altri stati italiani sono semplicemente delle piccole mosche che ogni volta che muore il signore locale cade la struttura e arriva qualcun altro. Poi c'è tutta l'Italia che viene presa da francesi e spagnoli, mentre invece Venezia fino all'ultimo resiste, e resiste perché ha una forza strutturale di Stato. Questa cosa non la rende uguale a tutte le altre, la rende totalmente diversa. È per questo che Venezia è una civiltà, ed è per questo che ho deciso di fare questa mappa. Allora, mi scrivete su Facebook che il link che ho messo sul schermo non si può cliccare. Certo, non si può cliccare perché lì è solo una grafica. Dovete andare su www.ilviaggiodiscoperta.it. All'interno avete la schermata con la mappa, che ha il 50% di sconto, e la potete comprare non a 14 euro come la compreranno tutti quanti da domani in poi, ma la comprerete a euro 7, cioè regalata, ok? Allora, la questione qual è? Vedete, Venezia ha storie che possono essere raccontate in giro per il mondo. Partiamo da una delle più divertenti, no? Il famoso baccalà, la famosa storia del baccalà. Il baccalà, qua viene scoperto il baccalà. Poi mi sembra che sia proprio lì l'Ufote. Lì viene scoperto il baccalà. E la nave era partita da qua, da Creta. Si è fatta tutto questo giro. Qua le si rompono timone, albero, tutto quello, cioè diventa un guscio di noce la nave. E a un certo punto, via, da Valla Deriva fino a quando non si salvano su queste coste. Capite lo sbatti micidiale? Avere le cose su una mappa è fighissimo, perché ti permette di capire gli spazi, ti permette di capire le reciprocità culturali, geografiche. Cioè, è ovvio che quando questi sono arrivati e si sono beccati i norvegesi che dormivano con le loro tipe nude in casa. Il link non mi funziona, forse sono già esaurite le mappe. No, non sono esaurite, non ancora, spero almeno. Il link bisogna scriverlo, dovete uscire dalla live o la tenete sul cellulare se proprio non ce la fate, e poi entrate su internet e scrivete www.viaggiodiscoperta.it. Allora, quindi tutto questo, dicevo, la mappa è molto figa, però adesso voi vedete la mappa così e dite, boh, va bene, grazie, ok, ci sono tutte le storie su Venezia, no? Anche con questo modo qua rivoluzioniamo la percezione e il movimento in città. Basta quelle carovane di buoi tirati dal capo pastore con la bandierina, che io, devo dirvi la verità, ho sempre odiato, non perché sia uno con la puzza sotto il naso, ma perché non c'è minimo rispetto dello spazio cittadino, perché ti muovi per la città come se fossi in un museo, come se lo spazio fosse tuo, no? Noi in città patiamo questa cosa, cioè le guide vanno limitate da questo punto di vista, no? Annalisa Maurino, la mappa